tutti a ragionare su quanto sia stato geniale Banksy a pensare a un suo lavoro, autodistruggersi, neanche poi tanto, una volta dopo essere stato battuto da Sotheby's a una cifra superiore al 1.000.000 di sterline. Ma se dobbiamo parlare di street art, di public art, contro o critica in maniera feroce verso il sistema, io preferisco ricordare l'episodio di Pole, writer cagliaritano, che una volta che la Giunta Z aveva riconsegnato alla città di Cagliari il poetto riqualificato, su una panchina scrisse semplicemente la sua tag Pole, creando un caso mediatico regionale. Tra i due casi mi sembra molto scomodo politicamente quello di Pole e mi sembra un po' funzionale alle strategie di mercato delle case d'asta internazionali quello di Banksy.